Ecco qua, adesso Massimo ha reciso, ecco, proprio la pianta di insalata gentile, adesso la toletta, come si dice, toglie le foglie che non servono. Noi in questo momento siamo a Santa Margherita d'Adige, più o meno al confine tra le province di Padova, Rovigo, Verona, ecco, nella Bassa Padovana, e poi comunque resteremo in provincia di Padova. Sigla! Vedete che bella distesa di insalata gentile. Continua allora Massimo a pulire, a tolettare. Veramente mi sembra già abbastanza pulita peraltro questa insalata che stai tirando su. Allora mettiamola lì. Noi siamo venuti qui perché? Perché tutto quello che vedete in questo momento è stato acquistato dal giovane trentenne Massimo Bressan attraverso i finanziamenti della misura Giovani 121 grazie del programma di sviluppo rurale. Ci sono, vedete, queste belle areate serre, no? Che sostituiscono quelle più basse, che però permettevano anche meno areazione, e qui abbiamo un bel prodotto. Sì, proprio questo tipo di serre crea un ambiente molto interessante per l'insalata, perché areato così riesci a avere meno problemi dal punto di vista fitosanitario e riesci ad avere un prodotto di alta qualità, come avete potuto vedere poc'anzi. Alta qualità anche attraverso, vuol dire che disciplinare, che procedure utilizzate? Sì, noi facciamo un mix tra agricoltura integrata e un po' biologica, perché come notate c'è un po' di erba in mezzo alle file, proprio perché non facciamo uso di diserbanti. E un'altra cosa che potete notare è la sofficità del terreno, vedete? Quindi meno calpestamento possibile, perché facciamo raccolte manuali e anche trapianti manuali. Facciamolo vedere anche alla telecamera, com'è soffice il terreno. Qua l'ho appena raccolto, ma vedete. Quindi il terreno respira. Abbiamo visto l'insalata, che altro coltivate? Nella mia azienda siamo specializzati nella produzione di meloni, angurie, zucche, zucchini, melanzane, peperoni. Quindi un'orticoltura un po' a 360 gradi. Ecco, però in particolare quelli che hai citato hanno bisogno di molta acqua. Sì, infatti un altro problema nella mia azienda era che il sistema di irrigazione, noi usavamo il rotolone, un sistema un po' antico, un po' vecchio, a alte pressioni e ad alto consumo energetico. E di acqua. E di acqua soprattutto. Sempre col PSR, oltre alle serre, abbiamo anche acquistato dei macchinari, delle pompe per l'irrigazione a goccia. Allora, grazie. Adesso vediamo l'agenda PSR, poi andiamo dall'altra parte della provincia di Padova, quindi a Cittadella, per parlare proprio dei consumatori e dei loro problemi. Il nuovo programma di sviluppo rurale Veneto a Bruxelles per l'approvazione prevede 13 misure, 45 interventi e una maggiore concentrazione delle risorse. Tutte le informazioni su piave.veneto.it. La sesta priorità europea per lo sviluppo rurale è favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo economico delle zone rurali. A questo scopo il PSR Veneto destinerà 117 milioni di euro. 461 milioni per la competitività del comparto agricolo e l'uso di tecnologie innovative. Sono le risorse del PSR Veneto per la priorità 2. Che cosa sto mangiando, Nicola? Stai mangiando il pan clementino. Pan clementino, con cosa l'abbiamo fatto questo pane così buono? Con le nostre clementine candite che candiamo noi. E poi una farina del tutto speciale. Sì, una farina macinata a pietra e biologica. Scusatemi se sono partito mangiando, ma del resto qui non potevo astenermi. Oggi parliamo di un argomento importantissimo per la nostra alimentazione, il pane. Non a caso sono accanto a Nicola Trentin, che è presidente regionale della categoria panificatori di Confartigianato, perché ahimè c'è pane e pane. Il tuo è fatto ogni giorno, gli altri pani che invece troviamo in giro? Sono panni congelati, surgelati, precotti, che poi nei supermercati gli vengono dati 2 minuti di
di cottura per renderlo dorato. Cioè, fammi capire, io che non ho mai tempo, arrivo all'ultimo momento, il tuo negozio è chiuso, vado al supermercato, con tutto il rispetto per il supermercato, e mi trovo il pane, lo prendo e vado via. Che cosa porto a casa? Il 90% un pane surgelato precotto che arriva dall'est Europa. E il mio stomaco poi che cosa dice? Il tuo stomaco piange. Perché? Piange perché dentro ci sono sicuramente miglioratori e dei conservanti per poter conservare nei mesi, perché questi sono pani che durano almeno 6 mesi. A questo punto io tiro in ballo il mio amico Sergio, vi ricordo dell'ADOC, Sergio Taurino, presidente regionale. Buongiorno. Qui parliamo della nostra salute, Qua oggi veramente per me è una grande tentazione perché io sarei un grande estimatore del pane, si vede, e dico solo questo per raggiungere quello che ha detto Nicola, stiamo molto attenti alla qualità perché ultimamente o per fretta come capita spesso oppure anche per pigrizia per non leggere i cartellini, poi non si sa cosa si mangia. Grazie come sempre al nostro Sergio Taurino, vi ricordo presidente regionale dell'ADOC, grazie a Nicola Trentin, salutiamo anche tuo fratello che con te conduce questa attività. Pane di qualità, mi raccomando. Adesso noi ci fermiamo qui, la linea passa a Mimmo Vita e quando ci ritroveremo vi porterò a scoprire un altro parco meraviglioso del nostro Veneto. E ci siamo spostati a Bagnoli di sopra, abbastanza vicino a Conselver, qua a Petrarca, tutti questi posti molto belli della Bassa Padovana, e vedete dietro di me c'è un impianto di biogas. Il biogas è una delle grandi scommesse, ecco, per quanto riguarda l'agricoltura. Questo è un impianto da 1 megawatt, però ci dice tutto quanto il responsabile, ecco, il titolare Giovanni Musini, che mi spiega soprattutto innanzitutto la vostra azienda, che è un'azienda molto grande, no? E poi la filosofia. Allora, questa qui è siamo dentro il territorio dell'azienda agricola Sant'Anna. È un'azienda di 250 ettari circa che negli ultimi anni ha avuto un'importante conversione nelle agroenergie. Però voi avete ricevuto un finanziamento sulla misura 124, innovazione e sperimentazione. Dov'è l'innovazione e la sperimentazione? L'innovazione in questo caso è nell'alimentazione del biogas, perché tradizionalmente i biogas venivano alimentati solo con mais. Noi vogliamo proporre e dimostrare che ci sono delle colture alternative, in questo caso parliamo di barbabietola e di sorgo, che possono sostituire il mais, anzi migliorare anche le performance dell'impianto. È un'energia pulita, è un'energia a impatto zero, proprio perché l'anidride carbonica che viene immessa in atmosfera è l'equivalente dell'anidride carbonica che viene assorbita dalle piante utilizzate proprio per l'alimentazione dell'impianto. La novità, come abbiamo detto prima, è che in questo caso c'è la sperimentazione e la concreta possibilità che le bietole, che normalmente vengono utilizzate per far zucchero, in questo caso diventano alimentazione per questo stomaco tecnologico. Nell'uso del biogas la barbabietola si può esprimere in maniera senz'altro maggiore, sia per l'allungamento dei tempi di raccolta, sia per tutte le capacità di stoccaggio che la rendono fruibile durante tutto l'anno. Adesso continuiamo il nostro programma e andiamo in ambiente, andiamo a vedere la palude di Onara, una bella cosa. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Avete visto la chiarezza di queste acque? Ho ritrovato quest'oggi Carlo Zanella, con piacere. Ciao Carlo, ben ritrovato. Siamo all'interno della palude di Onara, siamo a pochi chilometri da Tombolo, in provincia di Padova, ma la chiarezza di queste acque non è l'unica cosa che qui troviamo di bello. No, ecco, questa è una riserva naturale regionale di interesse locale. È una zona SIC e ZPS protetta dalla Comunità Europea proprio per le caratteristiche legate all'acqua che sono uniche in Europa. Qui si parla anche di risorgive però. Certo, sì, questa è una zona di risorgive.
Tanto per dare una misura, il fiume, che nasce a circa 1 chilometro da qua, non nasce in montagna, quindi perché nasce proprio da una risorgiva, entra in palude con 300 litri di acqua al secondo ed esce con 1100. E questo è l'apporto di tutte le polle d'acqua che nascono all'interno del bosco e vanno tutte a riversarsi nel fiume. Parliamo anche delle tantissime attività che qui si svolgono nell'arco dell'anno. Sì, qui abbiamo da pochi anni abbiamo la fortuna di avere un centro visitatori nel quale c'è una sala convegni con audio, video, climatizzata eccetera, per cui durante tutto l'anno ci sono incontri, manifestazioni, alcuni organizzati da noi, altri dal comune oppure anche da privati, associazioni. Senti, io e te però quando ci siamo conosciuti abbiamo parlato di storia che non riguardava la palude ma riguardava qualcos'altro. Sì. Avete una perla all'interno? Sicuramente sì. Allora, molti non sanno che gli Ezzelini non si chiamavano da Romano, ma si chiamavano da Onara, perché qui è iniziata la dinastia. Con l'ultimo restauro della chiesetta abbiamo ritrovato i vecchi pavimenti. Abbiamo trovato 2 pavimenti, uno in sassi del Brenta e uno invece in piastrelle di cotto, e nonché la fondazione del muro perché la chiesetta è stata allargata. Insomma, credo che qui la curiosità a questo punto abbia preso anche i nostri telespettatori. Piste non ciclabili, rigorosamente da fare a piedi. Certo, quindi ci sono all'interno dell'Oasi, sono stati fatti parecchi percorsi chiaramente pedonali, sia su passerelle di legno che su viottolo, sono circa 2,5 km di percorsi, adatti anche ai disabili. E quindi si può venire a fare una bellissima passeggiata, nonché utilizzare la nostra area picnic. Grazie al nostro ospite, grazie a tutti quanti voi che avete seguito la nostra trasmissione. Noi ci fermiamo qui, rinnovandovi l'appuntamento naturalmente per il prossimo incontro assieme al mio amico Mimmo Vita. Arrivederci.